Ciao, mi chiamo Marina Fugazzaro, gestisco questa edicola da 11 anni e mezzo. Purtroppo adesso con il calo di vendita di giornali bisogna comunque aggiungere sempre qualcosa. Noi già nel negozio precedente abbiamo messo cartoleria, giocattoli, abbiamo messo poi i libri scolastici e da un anno e mezzo ci siamo poi trasferiti in questa location nuova con anche la tabaccheria. Abbiamo cercato di creare un futuro anche per mio figlio, che appunto vediamo che le cose bene o male vanno avanti, non si diventa ricchi, però dai, si fa il lavoro che ci piace. E chi sono i vostri clienti? Ma diciamo che noi partiamo dai bambini piccoli agli anziani di 90 anni. Se parliamo di edicola, purtroppo la media dei clienti sono dai 40 in su. I ragazzi giovani prendono riviste specifiche, raramente magari qualche giornale perché c'è qualche notizia che gli può interessare. E le riviste, i giornali? Molto meno, molto poche, soprattutto riviste mirate, come per esempio sui giochi, su viaggi, comunque molto mirate, non quelle settimanali classiche. Cosa prendono i ragazzi e cosa prendono le ragazze delle riviste? Allora, i ragazzi, per esempio, escono molto riviste tipo sui giochi, Dungeons and Dragons, Pokémon, eccetera, eccetera. Le ragazze più, per esempio, Vanity Fair, tutte quelle riviste di moda specialmente o di beauty. E a te invece quale rivista piace? Vabbè, quelle di Pokémon o dei giochi specialmente.